Questi terreni Ed tutti eccoci robaroni, ripartiti il con il grande terzo Don episodio Torrisi di sul Mafia Terra gabellotto, Madre. Salutiamo, Gaspare. Buongiorno, vi preparo i cavalli. Solo Alba. E Navo Giuppienzo. Fai carriera, Caruso. Scegliete che gioca vuoi. Mi sto iniziando a chiedere, perché ho visto che in giro che questo gioco qui dovrebbe durare intorno alle 10-12 ore. Quindi nel senso, saremo tipo già al 25% circa del gioco a questo punto, però la storia deve ancora decollare. Visita una stalla per accedere alla tua collezione di cavalli. Puoi anche spendere denari nelle stalle per acquistare cavalli e accessori. Quindi, io ho questo Come sta? cavallo. Sicuro frisco. In la stalla s'accupa. Questo cavallo qui ha molte più spronate. Ma questo lo voglio. Tesoro è molto, è molto meglio di Nibula. Perché dovrei acquistare Hercules se è meno potente di quello che c'ho già? Non so se uno di questi cavalli l'ho presi con il fatto che avevo preordinato il gioco tipo un'ora prima che uscisse. Tu che cavallo pigli? Bello questo. Vabbè, questo qui. Stanno arrivando. Scimunito, così fa scantare i cavalli. Ah sì, comunque ho cercato su internet, Amuni vuol dire andiamo. Prima ne mureccamo e io Ti non mi sta troppo rincuondo. Che vuole le vuote? Pirere su faccio qualche cosa di sbagliato e mettermi nei guai come pace. E c'è bisogno che si piglia bene con vuote quando i guai che con mena Cesare bastano a sovecchiano. Cesare c'era a che fare, certo. Però a te non ci piace andare a raccontare cose a me pace. Nave una per tutti. Ma perché io so padre ci terrà così assai? Assagita con figlio barone. Piso progetti. Vuole che mio marito con Gennaro. Sempre che un barone si convince a prendersi per nuora la figlia Rogga Bellotto. Guarda Gennaro. Ma Un incubo. A fine era la mia vita. non può coscienza. Può fare e finisce che lo fa. È quello che ha voluto sempre per mia. E che volete fare un conto? Il problema è che mai mi domandò. Posso spronare? Ma c'è la macchina ferma? Non è Valerio due ore avanti? Salutiamo. Te ne vai a caccia? A così mi sfogo. Quando c'è Fontanella peri. Mi dice Cesare che stai tagliando le rovine. Mio padre vuole che facciamo a divertire a Gennaro. Meglio capacite come ricevuto allora. Occhio vivo, Enzo. Che non venite montagne, i briganti d'uoco ammazzassero pure a sua madre per una macchina come a Kid. Tranquillo, non ti preoccupare. Ci venivamo spesso a visitare queste ruine. Quando mia madre era viva. Quando eravamo una famiglia. Ora a creare mio padre pure più ne esce di casa. Magari vi vuole solo proteggere. Oppure tenermi sempre un ne mi può controllare. L'estate scorsa ci disse che me ne voleva ir a Napoli a studiare. Appunto che stava sfasciando tutta la casa. Sì, ma deve andare più veloce se devo seguirla, nel senso, a volte mi sta dietro. Chi ci fosse sfasciò? No, solo mi stava talando sto panorama mentre mi faccio mangiare dei moschi. Meno male che ci sogno io. Mi pareva che l'aveva aggiustato, ma il motore va già avviato. Enzo, invece di stare nel luogo a tampaseare, vedremo se ci riesci tu a fare la piper. Coscienza, mi scusassi, sta macchina è troppo bella. La posso tagliare più vicino. A può tagliare pure il due. E c'è bisogno di fare così. Che... Poverissi, Gennaro. Ah, ok. Lo vedono satira. Casi e moto. Vuoi Io... Vanno a ammazzare. Cosa inutile. Soltanto a se stesso sape pensare. Ricca, pigliamo la strada panoramica. Bella idea. Immaginati una vita incatenata a Iddo. Tu ti puoi maritare a chi vuoi. Io, te mani mie pace, sogno. Non sempre potevo decidere che tu che facevamo. Moricissimo vuoto, no?
Io non posso decidere manco chi duca sogno. Da vita non esiste solo dovere, Enzo. Buongiorno Isabella. Buongiorno, padre. È un bel giorno per fare un giro. Voi due soli siete? No, sì, Enzo è il mio accompagnatore. Ah, ho capito. Senti, ultimamente non veniste a confessarti. Scusate, padre, ho un po' di pensieri in sto periodo. Ragione in più per lavare la tua coscienza. Mandami il rispetto a tuo padre. Quindi già quel prete lì potrebbe spifferare cose. Non mi passa troppo contenti di sapere che eravamo soli. Domini d'onore della valle mai contenti sono quando mi vedono fare so come piace. Abituata sono. Tu però un sì come l'augi. Io uomo d'onore sono. No, è che tu a me mi tratti come una persona. Magari è perché so ciò che significa sentirsi soli. Magari picchisso è. Picchiamo a razzera che passa per i montagni. A passai tempo che non ci vaio. Ma Valerio vorresti... Che faccio, corremo? Copedi se ne torna qui Gennaro. Oh! Ok, quindi... Corri! Ti conviene essere più veloce da così. Voglio, infatti è veloce lei. Non so se andare su questo... No, posso tagliare. Non mi pare che far andare il cavallo su sentieri, su terreni diversi cambi la velocità della corsa. Boia. Devastata, distrutta, sconfitta. Ecco il maschio superiore. Amore! Allora vale un noventista solo per fortuna. Ma avessi trattenuto. Ma va ferrato è buono vero. Ecco, morissimo. E ne devo tornare con do stronzo. Chiedere già c'ha baissa. Non mi posso lasciare pure una macchina con Gennaro. Ah, che galantuomo. Se mi chiamate ancora così, finisce che magriro. Comunque devo dire che nel passato ho provato a giocare ai Mafia precedenti, a tutte e tre, però comunque nessuno mi aveva mai preso come questo. Bello fu uscire insieme a così. Poter parlare con quaccaruno. Magari Dio fosse sempre a così. Potessi essere. Gente a cavallo. Picca manca. Chi sei asciata che faceva come Sembrano tipo dei briganti che ci stanno per assaltare. Paurissima. Che fanno qui lassù? Malata assai fu. Ma pure un li peggio io innate. Si susiva rulietto. Per bene di ca. Era tessarura. Ma buate. La verità. Quando mosse, canciaro tutte cose. E me pace canciò più assai di tutto. Mi dispiace assai. Via. Gira a destra, ti voglio fare vedere una cosa. Mia madre era un artista. I ruini visti di sta timpa, li dipinse una pare volte. E picchisso che mi buttai a macchina. Aveva assai che ci voleva fare una fotografia. Ti capito mai di provare una? No. È la prima volta che ne vedo una. Tieni, perché non nascatti tu? Sicura siete? Certo, tu punti le ruine e tali ancia lente. Poi su sebbe può canciare un fuoco. A così. E se giri questa, cancia quanta luce fa traseri. A così. Quella mano. Oh, scusa. Niente. Buono, allora chi so e quanto. Quando sei pronto, ammacca sto tasto. Fotografie nei luoghi scattare le fotografie nei luoghi panoramici della Valle Dorata. Ogni fotografia scattata verrà aggiunta alla tua collezione. Regola la messa a fuoco l'esposizione finché l'immagine non è nitida e gli indicatori diventano gialli.
Ok, con la W. Ops. Ma... non ho capito. Ah, ok. Ma raccomando, pensa alla luce. Non ho capito come faccio. L'esposizione come faccio a capire qual è quella corretta? Vabbè, posso cliccare a caso finché non... no, ho visto qual è quella corretta. Pronta, poi la faccio piacere. Spero che venne buona. Se non è buona, ti aiuto io a praticare. Che pace, vero Ah, bello fa. Avessimo a raggiungere l'auce. Ah, si passa di qua? Buono da piracca macchina fotografica. Sua poi da posso prestare. Assai ce ne su poi ste che volesse fotografare. E quello non è un problema. I più belli me sai buono diario. Lei sa sai romo non diaro. Dell'America, dell'Inghilterra. Ma Valle Dorata unica, Mi piacesse assai documentare sto posto. E io a leggisse. Aiutami a fare auge fotografie. Qui sappi cos'è la vita. Cioè, invece dare la macchina fotografica a me non è una cosa Quasi che la arrivato, metterà sai. Mi piaceva assai. causerà stare un po' problemi più con il Firenze. Don. Pure a me. Da quando arrivasti tu, i quasi canciarono. O meglio, contenta assai sogno che arrivasti qua. Pure io. Casemo. Che si è scannalato. Finalmente arrivaste tu. Il tempio è qui da che assai di 2000 anni. Fidati, non scappa. Che serve fare del gossip? Mi sembrava che Una volesse femmina parlare. fotografa? Non ne conosco. Ah, certo, Gennaro. E Carusa Rucati? Non è quello che... Cominciamo a ridere, eh? Perché non mi conti delle tue fotografie mentre ne facciamo un giro? Mm? Voi ti tagliate la macchina mentre noi due siamo via, eh? Va bene? Ah, non ti scantare, lo tratteremo bene. Forza, che va a fare? Ah, stai tranquillo. Si sa per difendere da Dusci Munito. Se non fosse che mi sembra che nelle preview che inviate ai giornalisti si scopriva che non si sapeva difendere con lo scimunito. Enzo in modalità cuckold. Non facciamo un giretto. Gennaro te la sa portare ora. Amici assai diventati. Ma su, Gennaro. Basta di racchianciare in so pace. E poi, compà, vieni che la porti tu. No, io. Ma fa ancora. Fammi a bere come si fa. Ecco, bravo. Ah, vedremo come te la fere. A me, frate. Non voleva allontanarsi dall'altra parte. A domo motore a chiana. Ah, perché devo essere E io. picciotto Ok. veniamo fino a qua qualche volta. Vino, femmine, un po' bello. Ora ci siamo, a chiana. Esatto, è bellina comunque. Buono. Metto per il gioco e a monta. Cioè magari cambia anche da modello a modello quanto è facile
farla partire. Dopo partono le nostre gare. A chi non andare in capo, che seguite buono forse poi siete fatto fare un giro. Usa la vostra pedale per fermarti. Ha una bellezza come chissà, ci va a portare il rispetto. Buona così. Ora avere non peccarete contro qualche cosa e a posto sempre. Stiamo andando già a 60 km dai. Mi pare che sei pronto per la sfida, caruso. Ma che sfida! Caleador, il circuito degli dei. Vedremo se sta a stare ceregia. Le colonne che nasce su per segnare la strada. Se l'avevo visto, non torna è che fino a sfiva. qua, la linea di partenza. Sai, amone, Ah va, pensi sull'acceleratore. Amici in mondo e mondo che hanno questi parti che se ne fanno a gara. Prima colonna più avanti. E una a facile. Vediamo un po'. Ancora, che ce n'è un'altra. Sì, ma come si fa a capire qual è il percorso? Cioè, tipo, ora qua devo andare a sinistra. Vabbè. Non è lo stesso? lo sentiste pure tu? Sì, va bene lo stesso. Ok. Sì, cacciatori saranno. Però mi ha rallentato nelle passaggi. Si arrivano alla prossima. Il cavallo non è influenzato dal percorso, cioè dal terreno. La macchina sì. Buono. Ora vedremo i fareti capire tutto chi capo fare in questa pista. Fate un altro giro, ma stavolta spincio o massimo. Amone, guida! Ya, non domani fece un tempo migliore mio. Se ne ora. Auguri. Passai sta prima colonna. La velocità è buona. Ma non so quant'è il tempo Nauta! che devo battere. Minchia, volando, sai. Sei sicuro che sono cacciatore? O conosco il suo posto, fidati. A chi ce ne so assai. Tu pensa a guidare. Forse non c'è un tempo da battere, cioè andrà sempre bene. Isabella! Minchia. Muoviamo, ne forza. A sinistra, Enzo, vai. Amone, o tempo. Ah, ok. Stavo andando verso il percorso. Minchia, ma vedete? Ancora. Si vede che non ho mirato e sparato io qua, eh. Facciamo attenzione, morte siamo. Amone. Montate meglio a me, ammazzato tutti quelli che sentono la tua mia. Tanto voglio. Non c'è. Non c'ho più il fucile. Ok. Ok. No, c'è danno caduta. Vai a vedere se è nuovo. Oh! Facciamolo muovere. Oh, uno è morto. Guarda anche questo. Finito. Peccia, ne vado. La schiena da in capo è giovane. Io mi stai al caso a sparare e ti devo devastare il rinquadro. Vediamo un po'. Servono più che altro medikit. No, dai, non posso aver sparato. Questo che è verso me. Vabbè. Isabella, se venendo! Ah, su! E giocatore vai! Ok.
Che giro sta facendo? No, no, decidi. Bastardo! Isabella! Frame rate è andato a farsi benedire. Mio padre mi farà! Testini! Perché puttana! La monenne! Enzo! Non lasciamole fuori! Acca! Io guido, tu spari! Meglio per te che ti insegni veloce. La monenne picchia di forza! In effetti non sembra, cioè, Pensa che se può picchiare a me cucinerà così! diciamo che c'è la dissonanza narrativa sul fatto che sia una buona idea far guidare una persona che ha imparato 5 minuti, però poi nella pratica in realtà effettivamente guido meglio di come sparo io come giocatore. Tranquillo senza che uno rischi che tu sei stata fuori da... Ancora! Stanno scendendo per la collina, non ne piede, passiamo potendo. No, vabbè, però non c'è, si allontana, però non perde la vita, oppure sono le varie della vita della macchina. La stacchi, l'ammazzo! No, Cesare! A così picchi Isabella! Minchia! Cocciato un quattro l'abbiamo! Che non la può! Ancora! E come facevo a io ho i riflessi, vabbè, se potevo frenare, inchiodare e fare qualche curva strana, però. Stai a destra, stanno gettando in terra la colonna! Cristo! Gli influencer sono veramente bravi comunque a parlare mentre fanno queste cose d'azione. Attienete! Non so quanto può resistere ancora! Quanto erano resistenti le macchine del 1205? Vai a sinistra, stanno bloccando la strada! Spara chi da cavallo! Minchia, arriva urgente! Non è ora di avvicinare! Sta peggiorando! Non mi preoccupare! Minchia, Enzo, sono consumati per davvero! Non posso fare con l'enteria! Mamma cucina! Non era una bella cosa da dire. Amone, Cesare! Chi? Ma manco di 5 minuti poi! Minchia! Continuo a sparare! Tanto non durava assai! Ma trovare la soluzione! A te! E io che ne saccio? Venti puttana! Amone, Cesare, guida tu! Chi? Per cazzone! Io picchio un cavallo! Bella magia! Devo fare qualcosa io? Cioè, io ho premuto la barra spaziatrice ma non so se dovevo farlo. Vai! Questo cavallo non è buono come il mio. Posso sparare. Oh mio dio, questa cosa qui. Almeno c'ha la vicina automatica. Ya! Bastardo! Passati tu, picchi puttana! Minchia! Corri, corri! Ok, questo sembrerebbe scrittato. Hai invocato, Messina! O ti faccio fermare io! Enzo! Ammazzalo! Ah, no? Come riuscito? Non guardo mai più! Enzo! Ammazzato! Ho fatto mettere a cavallo. Ah, pensavo c'era il duello col coltello Lo conducete! sul carro. Pensavo di stare molto! Bastardo! Enzo!
Isabella. State bene? Enzo, State bene. E il danno è fatto. Isabella, stai bene? si portarono a Gennaro. Guarda, mi devi andare a casa. E tu che fai? Uscì con questo coto. Amore Isabella. No. Avevi ragione, lo sai. Che minchia vuoi fare, eh? Che cosa? Sta a fare ammazzare Pito Scemonito. La ma pensare sta cosa. Non fare minchiate, mi capisci? Stai tornando, con Luca e con gli altri. Ti trovavo. Non capisci che così è peggio per te? Mettitelo sotto chiave. Non posso sentire più. Forza, cammina. Aveva essere una cosa facile. Pigliare o picciotto e aspettare che autocapo ci ronano che doca vuole. O piano un cancia. Potesse essere minchia resta accanto, sino a che fontanello un paio. Un problema c'è però. La picciotta che era qui è la figlia di Torrisi. Domani, a cape mattina. Sicuro. Mi manni so picciotti. E namaghieri prima che arrivano. Ma perché non la siamo qua? Fino a che non verremo i piccioli. O picciotto resta con noi. Mi! Facciamo una preghiera. Come potete immaginarvi dalla mia capacità di mira, se possibile cercherò di farlo stealth. Sono decisamente abituato a giochi meno action. Come la levi? Chi? Dio, mi sono dimenticato che c'era. Dopo! No! La 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 la. Mi ero dimenticato che c'era danni da caduta. Vai a vedere se è giù! Maestro della fuga comunque, eh. Oh, tutto a posto. Tu che dici? Potevano ammazzarmi. Grazie a Dio. Amoninnicca. Amone, è un t'allontanare. La richiesta di riscatto quella è. Quanto chiedevano? 5 lire. E tu sei. Almeno il doppio ne valgo. Come un animale. Dicevano che mi avrebbero mozzato le dita se mio padre non pagava. Non l'avessero fatto mai. Grazie. Pensavo di essere morto. Cioè, questa cosa comunque non è molto conveniente, il E dopo salvare se la ne esce. vita al nostro rivale amoroso. Cioè, a meno che noi non siamo veramente dei cuckold e vogliamo salvare la vita al bull. Questo si intende. Oh, tutto a posto? Nenna maghiere, forza. Gennaro, a me a tagliare.
ancora a casa, o picciotto resta con me. Una volta che t'ammazzo, ne è. E mi pigli i piccioli. No, ti picchi chi sono culo. Amore, Anche i criminali sono uomini d'onore. bravo. Allora voglio provare la mia teoria, cioè con i personaggi pesanti spammare attacchi pesanti, con quelli leggeri Troppo dalla cassa, caro. gli attacchi leggeri. La cosa più rassegnato. No, Via. non ha funzionato. Chi ti cazzava ammazzando era picchi Don Torresi. Vabbè, però due pesanti, due leggeri. Carato godere. Io mi piglio i piccioli. E tu Questo torni a è casa un qui quick togliamo. time veramente molto più facile del solito, se non sbaglio. Allora, due pesanti, due leggeri. Due pesanti, due leggeri. Oppure anche due pesanti e due affondi. Minchia, lavorato per muetto. Grazie. Che beta che è quel tizio lì. Sembro io? Ne cerchiamo un cavallo. E tu andiamo a casa. Fa discorsi che farei io. Al roso, su caminchia, puh! Sentetemi buono. Messi Allora, la questione partono se va per mucciando un vecchio salvarci. castietto. A cominciamo il gioco. Lo sapete che stiamo arrivando, quindi a cura. E senza picciotto non si torna. Lo che potete scannare tutte come puoi, ma a Messina me l'avete a portare vivo. Non tocca a me, figlia. E questo è l'ultimo sgarro che mi fa. Va buono. Ehi, Gennaro! Figlio mio! Che te fecero? Sei ferito? Ferito sei? Sto bene, papà. Sono due tacchi. E Messina e tutte le amiche sono? Non vedranno più problemi. Confido che tutto il resto ci pensi tu, Bernardo. Ma Monini, vieni, già siamo uniti. È questo che dà il via alla trama? Non me l'aspettavo. T'abbiamo mandato qui Isabella Gennaro per proteggerle. Non succederà più. Ma dopo rischiai la tua vita. Per sabballe. Questa famiglia, lealtà e tutto. Come c'era nescisto, lo sai tu. Certo che poteva finire a schifio. Finirà comunque schifio in un modo o nell'altro. Padre Ciccone non c'è. Se veniste a confessare. Non è io che stai cercando. Isabella. Giuri ci sa qualcuno. Chi tu che successe? No, hanno due proprio. Picchi. Tuo padre domandò a rivedere. E non so perché. Se ti causai problemi, mi scuso. Non ti scusare.
Io voglio stare con te. E io con te. Ci rinesciamo. Ti saluto. Stai attento. Enzo. Tranquilla. L'unico modo per raggiungere la felicità Dio sia con qua te, è Enzo. massacrare Mi stavi l'intera famiglia. cercando? Hai bisogno di confessare te? Oh, no. Stava dicendo una preghiera. E avesse a parlare con Don Torrisi. Ah, ci siamo salutati da poco con il Don, nel suo ufficio. Grazie, pace. Qua l'unico modo per rendere felice sia me che lei è massacrare la sua intera famiglia. Vediamo come si evolve la situazione. Vediamo un po'. Ah, qua c'è il tizio che... Ah, che vuoi cercare avventura? che controlla chi entra. Questo è l'ore, se fossi Sabaku ci avrei parlato mezz'ora. Non sa bruciare. Che ci fa già entra? Vado a Se vediamo pavimentazione. andrei a pulizzare poi, che ne sai? Che faccia. Ah, anche questi piattini qui appesi. Mi sembra essere a casa di mia nonna. Enzo, Trase. Voglio parlare con te di mia figlia. Gulp. Per fare un socco facisse per mia famiglia, ci vogliono i cabasesi. Luca mi disse che non è la prima volta che reagisce buono e mi faccio un pericolo. Lo coraggio nel suo mondo, cosa rara, Enzo. Lealtà, onore, obbedienza. Per questo siamo uomini, non siamo mai male. Che che è successo al Tempio fu un sgarro a Isabella e magari al nostro onore. Si sa mai sta a Messina, ma la questione ancora non è risolta. Ma io ti chiuderla una volta per tutte. Scelto, Don Torrisi. Capace che lo sai, ma il barone Fontanella aveva una paita d'anni, i sulfatari con le zolfo. Purtroppo, in questi tempi, cose che suo suocero a fare, uno che si chiama Ludovici, vanno male assai. Un rapimento che sventasse era un piano di Ludovici. Fu il che pigliò defetose per catturare a Gennaro. Ci sapeva obbligare a Fontanella a vendere la sua parte. Avrete che io mi volevo ammescare in questa storia, magari Fontanella, ma domandò. Chi che succede in Tapirreri o in Taride, non è cosa che mi appartiene. Ma una volta che ci messo in mezzo Isabella, le cose cangiarono. A mamma mandare un messaggio per fare capire a tutti
che Torrese, la sua famiglia e i suoi affari, i protegge. Enzo, ci puoi pensare tu? Senz'altro. Buono. Amonenne. Ah, comunque non penso di avervelo fatto vedere come nei video gameplay precedenti. Ma se siete curiosi della mappa, non posso fare la live, è partito filmato. Ah no, sì, invece sì. Mi viene sempre da premere M e invece è con ESC. La mappa non è fatta a isola, è semplicemente un pezzo della Sicilia fittizia. Allora, che è sta roba? Ah, posso comprare altri coltelli? Vabbè, è già così one shotti con il coltello da combattimento? Questa ci vorrebbe. Questa ci vorrebbe. Questa mi garba. Ci sono altre armi, altri coltelli che danno la vita? Ok. Questa è a modo. Così non solo ammazzo il nemico, ma in più prendo anche la vita. Sono queste le armi? Sono soltanto 7 armi da fuoco. E ci sono un bordello di coltelli. Non me l'aspettavo. Vabbè. A tavola pronta, signora. Grazie, Costanzo. Dov'è? Dov'è? Ah, Enzo! Mi aiuta a buttare sta cassa? Oh Gesù. Ma poi è sempre facoltativo queste attività qui. Ci posso domandare a chi siete? Per fotografare natura morta. Ma, signor Favara, ci avete vestito per cacciare? A passate a così io innata? Suo padre fu tanto gentile che mi ha detto pomeriggio libero. A posto. Lasciala a duoco. Ah, ecco. Qui non sa niente. Siamo sicuri? Tranquilla. E la pistola? Non ti preoccupare, Isabella. Chi dici? Ne parliamo dopo? Posso fare avocio, signorina? No. Grazie. Quando volete. Quindi immagino... sì, mi sembrava di saperlo. Quindi ora oltre... Garage. Visita un garage, facendo la collezione di veicoli. Lì puoi anche spendere dinari per acquistare modelli nuovi. Da Pasquale... Ok. Vari livelli di accelerazione, frenata, aderenza. Forse anche velocità massima. Immagino, sì. Potenza, peso. Il peso influenza... Allora sì. Avevo ragione prima, cioè che i cavalli sono uguali, ma... Cioè... Nel senso, hanno delle differenze minime, ma invece la macchina è influenzata da un sacco di roba. La volta è stata meglio, domannacci la Pasquale, che ci pensai? Il progresso. Oh mio Dio. C'è un sistema che ti dice tipo la minimappa o qualche indicatore sul terreno che ti dice
qual è il percorso più breve per arrivare all'obiettivo. Potrei saltare la guida, però volevo comunque vedere un po'. Cioè, si spacca sto cancello, tipo? No. Ah, ste fetose. Ah sì, e il danno alla vita però ce l'ho. Ora sei ripristinato. Oh, investiamo questo tizio? No, è troppo lento. Vediamo dopo se con un po' più di velocità riesco a prendere. Ah no, a parte che stiamo uscendo da. Però tipo quella cosa lì. Il cancellino lì si potrà spaccare. Neanche questo? Questo non me l'aspettavo. Proviamo a investire questi tizi. Vediamo che va a fare! Neanche il vaso si rompe. Ok, no, l'istruttibilità non c'è. E gli NPC mi sembra che non puoi investire. Mi sembra una situazione tipo L.A. Noire in cui. Cioè, in L.A. Noire in realtà potevi arrivare a investirli, ma era molto raro. Cioè, diciamo che la loro schivata è buona. Macchinina. No, non si possono rubare le macchine. Ci vorrebbe la chiave. A parte. No, vabbè, è impossibile. Cioè, in teoria potresti rubarla a una persona che sta guidando. Però no, dai, a questo punto non penso che si possano rubare le macchine. Ma che vuoi? Mi manna Luca. Come in che è, Luca? Trapani. Chi dura la vigna? Ah, ma monesce moneto. Ciase. Ludovici non è a casa. Pare Gaspadaro e ci mandò una pari picciotti per tagliarci i spaddi. Minchia. E Tino non è. Ah, ti non ti interessa. Viene più tardi. E se un bene, noi non ne proviamo. Accettati. Secondo me c'è tempo. Ludovici. Care. Arrivò un momento. Pronto, decideci quando. La donna ci retto travaglio caruso, quindi stiamo a sentire picciotto. Ludovicio sappi che avevamo i rarrieri. Secondo io, i vardi spadaro sicuro la difendono. C'hai a fare vedere che se sbaglia. Porta non fammi vivo, ma raccomando, alle rovine ro castello antico. C'è dire solo? Fai boidiello. E tutta stima che avevo donna pettia, se ne va a fanculo. Lo capissi? Un fare uscimo unito. La sapei di ridensata. Per entrare qua dentro ho visto, siccome ho ricaricato il salvataggio, ho visto che ci sono diversi modi. Ad esempio entrare dall'ingresso principale, entrare da qua, e si può iniziare stealth e poi però se veniamo beccati si prosegue tranquillamente, quindi si può fare anche un approccio ibrido. E poi qua ho ricaricato il salvataggio perché qua quando ho salito le scale mi hanno visto e non ho capito esattamente come è successo. Ma che c'ha a fare sto Ludovicio a Ruggero per mandare tutte queste pecciotte? Ma sicuro fece incazzare a qualcuno per un po' di tanto.
Magari se fottiamo chi era sbagliata, che ne so, cioè. Su fissa. Ma cavolo. Oh, ma ci Madonna, che fortuna. Ma questo qui tipo devo premere un sacco di volte per stordirlo. Cioè alcuni, quelli più grossi, sembra che richiedano effettivamente cose diverse. Devi avere effettivamente un approccio diverso. Cioè mi sembra che devo premere più volte per stordirli. Secondo me non occorre neanche lanciare una monetina, Non mi posso lamentare. Non c'è niente. Vai, non ci ha visto nessuno. Questo... Sì, comunque questo qui era il video di IGN, ma l'avevano risolta in maniera tutta mega sparatoria. Madonna. Spadaro. E più fate fontanella! Volete picciole? Pigliate tutta quasi! Guardie! Guardie! Vai, sai! Lo sappiamo che sei tuo! Stealth rovinato. Uh. Una macchina. Aiuto! Cosa? Mi vanno a ammazzare! Cosa? Io pensavo fosse morto quel tizio. Minchia, un feneo. Minchia. Si recupera anche la vita. No, ma poca vita recupero, pensavo tutta. E perché sta aspettando? Pareci! Madonna, quanti sono? Andiamo. Pesa su paesaggio. Io ho quasi 30 anni, non sono fatto per queste cose action, sparatorie, combattimenti in tempo reale. Io voglio fare le cose tranquille, in stealth. Cose di pensiero, non cose... da carpe diem. Mettilo rarieri e acchiana. Non sono più giovane. Tranquillità, questo mi piace. Minchia. Ripigliate ancora un finemo e travagliare. Oh, tu non ci pensai se venerai io tarano. Mi pareva peccato a lasciare solo una macchina così. E poi vivosi. Non te lamentare. Tu minchioni i rarieri e chi tu casa passa bene. Comunque cioè, è costantemente un paesaggio da cartolina ovunque vai, ovunque giri la telecamera. È come una combo di cartoline. Respira.
Sa dommescia. E che le rincia la macchina. Non t'abbasare, poi te lo caro. Però noi stiamo poitando. E secondo te? Netino, no? E perché ce ne vai? Ah, finisce le chiancere. Mamma mia, la luce. Caruso, non ci credieva che aveva i coglioni. Diettolo in terra. Zocche! A ginocchia ti è stato muto. Ora ma dimostrare in zocco pale, Caruso. Tu sai in zocco sa fare. So viero criri e catafiri. Mi la dimostrare ora. Ammazza sto infame. No! Non mi ammazzare! Sparici. Ma quando mai non... Perché mai non dovrei ucciderlo? Cioè, ho fatto tutto questo per ucciderlo. E poi finiva il gioco, se no. Caro Enzo, ci pensai assai alle tue parole. Il mio cuore vuole la stessa cosa. Ma a testa mi dice restare attenti a me pace. Però continuo a sognare che tra di noi possa nascere qualcosa. E contami, quali sono i tuoi sogni? Allora, po' Venere, ti cercano. Che successe? Forza. Amone. Ron, Non è che. Amone. mi facesse su sarai sora e manco mi dice chi sta succedendo. Zitto te un minuto e ascoltami. Lo capisci? Luca, che succede? Non ti preoccupare. Siamo tutti amici. Tu trasi, scuota e rispondi onestamente, Enzo. A che cosa? Tu ci vuoi trasere rientrare? Sta cosa nostra. Sai, E trasa allora. Questa scelta di parole. Vieni qua. Sì, però con questo lag. Non c'è tutto l'uomo che avere qua. C'è un patto di sangue. Siamo una famiglia.
Nessa famiglia si rispetta il codice d'onore. A così viviamo noi. Una fratellanza. Se capi che gioca facesti, è per la stima di cui ti conosci e che ave la nostra stima. Che da nostra è una vita di segreti, eh? Se hai un amico, conosci una femmina, id non l'hanno a sapere dessa cosa nostra. È un giuramento che non conosce più dono. Se lo tradisce a uno, ne tradisce a tutte quante. Giuri di dedicare il corpo, anima e sangue a questa famiglia. Sì, lo giuro. Bene. Rinnanzi ai te, Simone, che ci so cassa sera. Senta a me. Se vuoi diventare un uomo d'onore, hai Pietro mia. Giuro fedeltà a questa famiglia. Giuro fedeltà a questa famiglia. Come carne, a bruciasse come il suo santino, se tradisco il giuramento. Come carne, a bruciasse come il suo santino, se tradisco il giuramento. Benvenuto, Enzo. Enzo, benvenuto. Benvenuto, Enzo. Benvenuto. A salute. Ah, salute. C'aveva sempre questo gran sorriso stampato in la faccia, tipo babbo. Sicuro canzoneria quando ti nonisce a lopare. Pare che aveva visto un diavolo incainato. Se fai te la famiglia, Lo sai, quando ti trovavamo a rientrare da stalla, eri pelle e ossa. Eppure ci vette un fuoco rientrare di te. L'ora in avanti, va a fare ancora più spetto. La cosa nostra è la tua vita. Bravo fusti, Enzo. Orgoglioso mi rendi. Grazie, Luca. Ah, non te lo mangare. Quando è che mi fece la mia, ne vippimo 3 casse. C'è un problema però, siamo entrati nella famiglia del Don, ma non in quella biologica. Io sogno venuto. Amone vecchio. Amone in paese. Ne parliamo quando c'è moglie picciretti, magari lo capisce. Prima va a trovare una santa casopiglia. Se ci finisce buono ne trovo una solida, o aiba, esce moneta. Ah, lascialo dire. Valentina ci tiene i coglioni in una bozzata per il oleato. Che fa? Chi tu vivi? Che? Ah, no, no. Piglialo.
Oh, ancora. Enzo, ma come re? Oh, ne stiamo a divertire. Poi, facciamo bene. Avessimo a portare la musica a pezzo. Se copre la tua voce mi piace. Amore, va a pigliamello, Leone. Beh, Sai, non nere. Non caci hai tu. Manco tu puoi immaginare. Leo sapi che voglio dire. Da perciò, cosa c'ho buono? Così che sta a fare Leo. cioè, ma come si fa a tenere segreta questa cosa se sono tutti ubriachissimi? E Allora, chiunque nei dintorni è San Celeste. ubriaco. Pigliamo una macchina. Perché tu sai cosa hai portare una macchina? Ma pure E i bimbi e le donne e non si aspettano nulla. Avanti, avanti. Oh, Eccoci a lui. Amore, forza! Un altro bicchiere mi voglio vivere. E voglio una femmina. Sta cosa l'amo capota. ubriaco alla guida nel Che ti già 1905. scuidarsi? A San Celeste. E a montare questo acceleratore. E quindi, sei dei nostri, vediamo. Come da sempre. Buono. Una meraviglia. Vuoi sapere magari. Adesso può fare in so comincia a te piace. Aspetta, ti dai ste minchia. A te. Se ne ha posto il demone e poi stare spia. Che prima o poi sarò io a comandare. Bella madre. Se succede ti giuro che me ne vai un palieno. Vieni mai sta macchina! Perché? Che c'è fu? Mi sta pisciando in capo. A Gesù Santissimo. Ma tu zio un turista e pisciare prima di esce. Ma va fanto il cuore, aspetta. Che minchia fai? Che fu? Ah. Un po' pisciare nella frasca come a tutte l'anno. Io Grande sogno come regia tutta questa, la eh. voce. E manco tu, quindi non ci scasserà la minchia. Che tutto nasce, picciò, tutta vallata, tutto chi tocca verite. Io vedo solo una testa di minchia che si pisce sopra. A chi non ha la macchina? Avessi a pensare in grande, così ne fotterete. La cosa nostra è importante. Lo capisci? Come dicevo sia, Don Cesare. Amore, che mi pare che ti ci volesse un autobicchiere. A chiana, prima che ci si mette io dopo. Oh, via, monne, stai alle panne. Ai, ai, ai. Quanto tempo ci vuole? Entra! Enzo, un giorno testeremo una terura. Amico buono, leale, uomo d'onore e braccio destro. Oh, e io chi sono canne i poi? Oh, come puoi fare la maggior donna? La vino! Non pensavo che fossero così tanto d'accordo, cioè andassero così tanto d'accordo Cesare con Enzo. Rammovino! E pure un belli pezzi di secchio. Oh secchio! Rammovi, amore più vino e pure un belli minnazze. Mi piacciono le minnazze. Bella madre, in carichi mi sanguinano. Rammovino è una bella principessa. Principessa! Vino, un po' di rosso, un po' di bianco e più vino e fatemi trasere il nuletto la contessa. Pure io che la contessa. Oh, un 26 anni! Se minchia! Mazza! Celeste, San Celeste, San Celeste, San Celeste. Ubriaco, laggante. Ammutta il suo pedale, Enzo. E certi momenti ci siamo. Casino. Ca, a sinistra, a questo. Oh, piccio, la musica non ne sei più ora. Ah, Casim! Oh, a moto. Ti piacerà assai, fidati.
te ne fuisti, Bed? Rosaria, principessa! Chi si sa fare? Un uomo come me ha delle responsabilità. Amone, mi sei ben a chiarare. Perché rientrare non ce n'è? Tu lo sai come si fa, vero? No, non è perché. C'è sta picciotta. Ah. Ma allora niente capissi. Tu non c'è stato mai. Ma che minchia fa? Un nere, ha mucciato fuori dalla finestra a talare come un porco. Un bevecchio in un pettoso, Enzo. Ora c'è stessa una famiglia torrese. Arrepegliati. Mone, sosate. A fare a bere una cosa. Sicuro che la puoi portare? Ora con l'occhio abbennato saccio che dalle migliette. A mia, ma basta che c'è una femmina e mi arrepeggio. Così capriccio. Grazie assai per l'invito. Oh, sai com'è. Così famiglia. Certo. Come se non facessi pure troppo per voi altri. Buono. Lasciai i capi rincia. Sopra la tavola. Avessi a ringraziare che travagliamo con Edo. Non ne minchia siamo? Un uomo d'onore è un nec... Sai poi, no? Cesare, sei mai stessa casa per mia? Aspetta un minuto. Prima la bere rincia. Che dici, eh? E avevamo poi dello caraggiere. Non ci poteva dare una polezzata. È un'antica fettuta che camorria. Amoni, Enzo. Sali a casa. Qua è dove ci si cambia i vestiti, come... Ci sono i vestiti di qualcun altro. E poi? Pigliati. E mia... E poi questa cosa qui mi fa molto pensare il fatto che stiamo per entrare in lotta con il Don e quindi ora abbiamo bisogno di un altro punto, un altro rifugio per poter fare le nostre cose, come appunto cambiarsi d'abito. Una lettera c'è. Questo ca in meno. Perché sia per questo che sta introdotta la seconda casa? La nuova Ma c'è casa? ancora di mangiare qua. Ma che fa se ne ero? Non penso la colazione. A fare scappare. Problemi di famiglia. Non so cazzo nostro. Che minchia è successo? Chi sto sangue? Vabbè, Giacomo, non tirare pensieri. Ancora niente. Ora ti faccio aprire la stanza di letto. È passato un altro anno? Cioè 2 anni di friendzone? No, vabbè, friendzone no, però insomma. Ma dove... come ci arrivo là? Cioè, la sto prendendo larghissima. Mai visto così tanto traffico? Eravamo letteralmente 2 mattine fa. Chi dà la macchina di Don Galante? E minchia ci fa dopo casallo di scarpe buone? Picciotto. Inelegante in ritardo, come sempre. Usaccio non ci sei niente, tu Enzo. Non ti ci mettere pure tu a scassare ma la minchia. Ragione c'hai. Chi devo compito tua zia? Siete lui, te mamone? Leo, che ci fu? Forse un'idea ce l'hai. Che idea? Aspetta. Oh, Angelo! Morisci che minchia fu? Avessi stato puntuale, hai su rosa pista. Oh. Oh, tale tutti scemoni te l'aveva data a invitare. Allora? Che ci facciamo qua? E quando Spataro si pigliò a Perrera, travaglia assai. Vai ai guai, come annese innacate, saccatte le vuote.
Si sta rosicando tutto come un succio. E sta cosa non la mappa in mettere, è chiaro? C'è assai tensione, vero, ma una guerra non è una cosa che potremo fare ora. E che sono poi al piano? Una cosa che riguarda i nostri famigli, Una cosa che facciamo per il nostro futuro. Ci fossero assai pazienza e magari assai foitura, ma ora cominciamo a vedere dei frutti. Ogni settimana vengono navi da America, e ogni settimana si raccogliono. Vanno e vengono direttamente da Empire Bay e sta cosa mi approfittare per forza. Se ci rinescemo, siamo pace con Spadaro e ci potremo rispondere senza problemi. Lira con lira. Oh, badda con badda. O vino, già veniamo all'Italia. Perché in America? Bella domanda. Ma gli amici nostri della Grande America hanno gusti particolari, direi. Di qua. Venite. Che sta cos'è? Una pressa per stampare banconote. Ufficialmente si sfasciò tra i buitelli dei colonie in Africa orientale. Al contrario Le del colonie governatore, italiane a cui fa chissà si riferimento salvò. dovrebbero essere quelle di Volete Eritrea stampare e piccio? Somalia? Per l'americano. Credo. Se si presenta un'occasione, andiamo a provare. Troppi occhi ci su America e troppi sbirri un neghie. Un'operazione come questa, capace che finisci prima da cominciare. No, i nostri dollari hanno a venire fuori. Spedizioni controllate, insospettabili. Ma così ne potremo rapire i potti poi mercato da America. Magari non riescono a rintracciare la fonte. Ma siamo sicuri che sono buone? Conoscemmo meglio falsario di tutta Italia e ci addomannammo di preparare per noi altri matrici, ne capemo? Siciliano, a Ferriò per mezzo mondo. E sto già vaghe, non ho mai stato un caso famoso. Arrivò a Canave e Napoli, ma finì in mezzo a una sciarra poi al maro. Uno dei nostri al municipio di San Celeste dice che i sbirri lo tengono gioaco sott'occhio, ma a fare niente. Prima che i sciamoniti si adunano quando sul temano. Leone, i particolari conosce. Piglia Tasceroe e Sabatello. Com'anne tu ora? Ora no, ma non si sanno mai cos'era la vita. Ripassiamo tutte cose insieme, a così non facciamo minchia. Non sa ma Dio. Ci sono un ballo se mi si travaglio. In galera vuoi finire? Vuoi fare incazzare tozzi? Amo caputo. Sentiamo. Io e i miei picciotti avevamo preparato un diversivo per fare nascere ad amico e alla voce guardia fuori del gioco. E come sei sicuro che funziona? Perché? I cose io buone li faccio. Non ti può sbagliare, fidati. Una volta che se ne vanno, Enzo già si rincia e fa nascere un nostro uomo, aracio, senza fare boidia. Va bene. Io vi aspetto nella macchina. Cesare, tu tieni d'occhio da fuori. Se vedi che c'è pericolo, dai l'allarme. Se finisce a schifio, lo sai che tocca fare. Ma che minchia è? E dissi ora, baissa minchiate. Va bene. Ma se tu fottissi mezza città e alla voce mezza ci arrubaissi, non ti può fare a bere le pere. E manco Enzo, se non si vuole fare una ventina ranna a luccia ai done. Tranquillo. Non ti pigliare pensieri. Occhio vivo. Lo capisci? Amone.
Meglio se ne tagliamo una ciabatta in isciote. E va bene, direi che per fare questa cosa ci risentiamo al prossimo video. Guardia, i Messina! Iddi ci colpano! Vi ci porto io, alle semone! Chi stai segnala? Amore. E vabbè, direi che per questo ci risentiamo al prossimo video.